In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Designati i manager della sanità. Il governo Schifani ha designato ieri i nuovi manager della sanità. Alla giunta non hanno partecipato i 4 assessori di Fratelli d'Italia a causa delle polemiche interne alla maggioranza. I nomi erano stati comunque già concordati. I tempi sono stati rispettati e lo sforzo per garantire qualità e competenza è abbastanza visibile. Esserci riusciti non può che essere un vanto per il presidente Schifani e i suoi collaboratori. I designati guideranno subito le aziende in qualità di commissari straordinari. I nomi nel nostro sito. Fratelli d'Italia sull'Aventino, maggioranza a pezzi. La maggioranza si fa male da sola. Ben 9 franchi tiratori bocciano a voto segreto la proposta di Fratelli d'Italia sulle ineleggibilità, dopo che per votarla si era deciso di spostare di una settimana il disegno di legge sulle province. La maggioranza ne esce davvero a pezzi. Gli assessori di Fratelli d'Italia non hanno partecipato ieri neppure alla giunta che ha nominato i manager della sanità. Nel merito non cambia praticamente nulla perché l'accordo sui nomi era già stato definito, nella forma invece è quasi una crisi di governo. Decreto salva ISAB alla Corte Costituzionale. Il GIP di Siracusa ha inviato il decreto salva ISAB alla Corte Costituzionale. Nell'estate del 2022 il depuratore della zona industriale siracusana veniva sequestrato dalla magistratura. Il sequestro metteva a rischio la zona industriale. Il governo Meloni stabilì quindi che gli stabilimenti ISAB di Priolo sono da considerarsi di interesse strategico nazionale. Il ministro Urso e il ministro Pichetto Fratin firmarono un decreto che di fatto impedisce la chiusura del depuratore. Il GIP ha deciso di porre la questione di costituzionalità di una norma di questo decreto, in quanto consente l'immissione di reflui con percentuali di inquinanti superiori ai limiti di legge. Siccità, chiesto stato di calamità. L'assessorato regionale all'agricoltura, guidato dall'assessore Luca Sammartino, chiede che venga dichiarato lo stato di calamità in Sicilia in relazione all'emergenza siccità. I volumi d'acqua negli invasi siciliani sono sotto il livello di guardia, dice l'assessore, e gennaio è il 5° mese consecutivo che fa registrare precipitazioni inferiori alla norma del periodo. Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, proroga a luglio. Accolto dal Ministero della Salute la richiesta del presidente Schifani, la cardiochirurgia pediatrica di Taormina avrà intanto una proroga a fine luglio in attesa di una soluzione definitiva. Il reparto verrà intanto mantenuto in funzione fino all'apertura della cardiochirurgia pediatrica del Civico di Palermo. Le norme prevedono un centro cardiologico pediatrico ogni 4-6 milioni di abitanti. La Sicilia avrebbe diritto quindi soltanto a una struttura, ma si può ragionevolmente sperare in un'eccezione. Pronto soccorso Siracusa in Parlamento. La vicenda del pronto soccorso di Siracusa è arrivata al Senato con un'interrogazione della senatrice Daniela Ternullo di Forza Italia. Al pronto soccorso una signora di 78 anni viene diagnosticata una polmonite, che solo dopo alcuni giorni diventa invece una lesione tumorale polmonare. Durante la permanenza al pronto soccorso la signora scivola da una barella senza sponde con conseguente rottura del femore. La vicenda ha fatto molto discutere a Siracusa e anche a livello regionale. Vi è addirittura chi sostiene che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, contribuendo alla mancata conferma del direttore generale. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.